Cornazzi Ortegara-Lefre si conclude con una sconfitta al campionato dei campioni. Ad avere la meglio infatti sono i ragazzi di Tesero che dopo un buon inizio concedono un rigore ma Damiano Stefani fallisce dal dischetto. Al gol sbagliato risponde Stefano Carpelli al 17esimo firmando il vantaggio per i locali. La partita rimane vivace ma nella ripresa arrivano i gol. Al 50esimo pareggia Voltolini di testa. Poi la Cornazzi reagisce e dal 64esimo al 68esimo realizza 3 gol. Con Paolo Delladio da fuori, Ventura all'ultima partita Carpella di testa. Allo scadere accorcia Mattia Floriani. Finisce 4-2. Ischia Cauriol, non si concretizza il sogno playoff per i gialloneri. La partita è giocata bene dalla Cauriol, ma l'Ischia con Polenta a colpire il palo. I biancoverdi reagiscono, mancano di poco la rete con Vanzetta per poi colpire il palo con De Gasperi. Al 20esimo arriva la prima rete di giornata segnata da D'Agostin dopo una bella azione di Samuel Partel sulla sinistra. Poco dopo arriva un gol in fotocopia con D'Agostin che serve dalla destra Partel. Nella ripresa si scuote l'Ischia. Al 58esimo arriva il pareggio di De Carli in mischia. Poi dopo tanta sofferenza arriva il pareggio firmato da Piana. Finisce 2-2. Oltre Fersi in audace, vittoria che vale i playoff per i perginesi. La formazione ospite è rimaneggiata dalle numerose assenze preventive per i playoff, dando più spazio ai giovani. Su un campo rovinato dalla pioggia parte forte l'Oltrefersina e al quinto arriva il meritato vantaggio con Colombini, grazie anche all'errore in presa di Tricarico. Al 40esimo arriva il raddoppio. Dalla sinistra Pintarelli mette un pallone rasoterra e Ceccarini non sbaglia davanti al portiere. Nella ripresa la partita rimane vivace con i locali che non aumentano il divario. Termina 2-0. Primiero Montipallidi, non basta il pareggio per andare ai playoff per i primierotti. Nella prima parte di gara gli ospiti si rendono pericolosi creando alcune palle gol nitide, ma Zanona fa buona guardia. Dopo tanta sofferenza il Primiero riesce comunque a segnare con De Bertolis di testa. Nel secondo tempo la Montipallidi aumenta la pressione. Al 58esimo arriva il gol degli ospiti fermato da De Ville da 2 passi. E poco dopo Fesca è freddo a battere Zanona. I padroni di casa reagiscono allo scadere e trovano il pari con Tavernaro su punizione. Termina 2-2. Ronsegno Tesino, vittoria che non basta ai padroni di casa per evitare l'ultimo posto. Il derby è piuttosto noioso, con poche emozioni tra due squadre piuttosto stanche dopo un campionato difficoltoso. Nelle riprese le due squadre cercano di aumentare il tasso tecnico con alcuni cambi, ma la partita rimane bloccata. Al 75esimo arriva il gol decisivo, firmato in contropiede da Marco dopo la bella progressione di Fongarolli. Nel finale Tesino non riesce a reagire e la partita si va alla conclusione senza molte emozioni. Finisce 1-0.